Detto, si sono fermate o si stanno fermando le grandi macchine da ricerca della fisica mondiale. È una conseguenza della pandemia, forse non è proprio la prima a cui pensiamo, ma anche bloccare ricerche fondamentali ha delle conseguenze. Laura De Donato. 1600 serbatoi di plastica, grandi come un'auto, sparsi su 3000 km² di terra nelle Pampas argentine. È l'osservatorio Pierre Roget, il più grande del mondo per studiare i raggi cosmici nella regione di Mendoza. Sembrerebbe un luogo ideale per l'isolamento, ma anche qui la pandemia ha fermato gli esperimenti dei fisici. Impossibile eseguire la manutenzione, il blocco nazionale del personale acceca il grande osservatorio. Lo Snow Lab in Canada, che studia la materia oscura, viene controllato da remoto a turno da scienziati di tutto il mondo e ci si divide il lavoro. Come ai laboratori del Gran Sasso in Italia, anche qui la caccia a neutrini e particelle oscure prosegue perché gran parte del lavoro negli esperimenti internazionali è seguito da lontano. Fermi invece al CERN di Ginevra i lavori di ampliamento dell'LHC, il Large Hadron Collider che ha scoperto il bosone di Higgs, e così anche i cacciatori di onde gravitazionali LIGO in Louisiana e nello stato di Washington e Virgo vicino a Pisa, chiusi dal 27 marzo per salvaguardare la salute del personale. Ora stanno studiando i 56 eventi registrati lo scorso anno, come le fusioni di buchi neri, sempre se computer e internet continueranno a funzionare. Non si fermano invece gli svedesi dell'European Spallation Source, che studierà i fasci di neutroni, il rivelatore di onde gravitazionali Kagra in Giappone e in Cina Juno, un rilevatore sotterraneo. Mega impianti in costruzione a cui il lockdown altrui offre un vantaggio. E poi la stazione del Polo Sud Amundsen Scott con il suo rilevatore di neutrini IceCube, nell'unico luogo che il virus non ha ancora conquistato.